Eccolo qui, nuraghe Aiga, completamente invaso dagli arbusti, alberi. Dove sta un bettino? Cioè no, è veramente proprio mal messo, cazzo, ma che scherzando. Di nuraghe Aiga. Stranissimo. Vediamo subito una nicchia qua a destra, la scalinata a sinistra tipica, due grossi architravi alla sua entrata come lucernai, uno all'entrata e alla seconda entrata anche. Allora vediamo di inoltrarci nella torre principale, sembra integra, anche la cupola integra, contiene 3 nicchie, le tipiche a destra, centrale e a sinistra, molto piccole. Ci sono dei massi al suo interno, non so se appartengono a crolli o quant'altro o se ci sia ancora da scavare. Però sembrerebbe di no, e questi sono dei massi e un'alzata per poter accedere alla nicchia, però qui sinceramente non so se è terra che viene dall'esterno. Ecco l'altro lucernai. Questa nicchia, pensavo fosse una nicchia, invece è una scalinata. Ok, perfetto, è a due piani, c'è la scalinata qui che porta giù. Andiamo. Sì, porta giù. Ma dai, Logicamente molto stretta, perché ci sono dei crolli qua, se no sarebbe stata più alta logicamente. Adesso vediamo di cercare di poter accedere. Diciamo che è un po' un'impresa poter accedere qui dentro. Bisogna strisciare. Peccato, perché è veramente bella. I crolli della parte superiore sono scesi qua e hanno ostruito il tutto. Anche Marina sta cercando di entrare. ce la stiamo facendo. Ok, perfetto. Allora, continuiamo la discesa. È bellissimo. Una lunga scalinata. Vabbè, che è bellissimo. Ok, questa
Non so se fosse entrata un'altra nicchia, che ricordo qui ci sono dei massi di crollo, quindi non riusciamo bene a distinguere cosa fosse. Ma la scalinata continua, adesso io non so se si blocca o continua ancora. Allora, penso che sia ora di lasciare lo zaino qui, che non ci passano. È troppo stretto. Continuo senza lo zaino, anche se qui si blocca. Si blocca. Vediamo un po'. Ah, ok, perfetto, c'è la Tolos, c'è il primo piano, il pian terreno qui. Qui c'è il pian terreno. Si può scendere? Sì, sì, si allarga poi. Devo solo strisciare un pochettino per potervi accedere. Questa è l'entrata originale praticamente, ma è chiusa. Ok, strisciamo sino a sotto. Ok, perfetto. Eccola qua, oh, finalmente. Ah, come possiamo notare, sopra c'è un'altra stanza addirittura che è il piano superiore da cui proveniamo. Allora, qui c'è tutto il materiale di crollo, la cupola bella integra. Perché non c'è? No, troppo lontano, troppo lungo il passaggio per arrivarci. E le tipiche tre nicchie anche qui, sei destra, centrale e sinistra. Il materiale di crollo e di terra è molto spesso, quindi ci sono almeno sicuri almeno un metro e mezzo di roba da togliere. Però la cupola è in uno stato ottimale.